Anche nel 2013 l'agricoltura veneta ha saputo reagire alla crisi, pur in una congiuntura che è stata tra le più dure degli ultimi anni, e dopo un anno in difesa, già dai primi mesi del 2014 i segnali sono incoraggianti. Il settore rispetto al 2012 è aumentato ancora del 4%, sfiorando i 5 miliardi e mezzo di euro, ma oggi ha di fronte una serie di sfide sul fronte dell'internazionalità e dell'innovazione. Questo valore della produzione agricola ci pone ai primi posti a livello nazionale, è una produzione però da sottolineare di qualità sicuramente, con dei punti di forza che sono sostanzialmente il settore vitivinicolo, il settore della trasformazione lattiero-casearia e ovviamente anche i cereali. Mais che fa sempre la parte del leone nonostante la volatilità dei prezzi, e sostiene anche il settore zootecnico ancora in forte crisi, oggetto di una battaglia della Regione Veneto con il governo sui fondi del cosiddetto accoppiato. Il Veneto è infatti il maggiore produttore italiano. Abbiamo avuto anche delle negatività quando abbiamo discusso sia con il governo sia in Commissione Politiche Agricole Nazionali per quanto riguarda l'accoppiato, cioè queste risorse in più che si davano ai comparti particolarmente in difficoltà come la carne bovina da macellazione. Per questo la Regione Veneto, unica regione, non ha dato l'intesa, proprio perché è un comparto zootecnico che deve essere aiutato più degli altri essendo in crisi. Per la prima volta scende il numero degli occupati in agricoltura, che forse in questi anni aveva fatto da cuscinetto, assorbendo forza lavoro in uscita da altri settori, ma così come nel caso delle imprese attive che scendono in numero, il dato non è da leggere in negativo. Le aziende diminuiscono anche quest'anno come numero, però aumenta la dimensione delle aziende. Questo dal punto di vista dell'aggregazione è importante da una parte, dall'altro il fatto che possano, proprio per l'aggregazione sempre più spinta e quindi la dimensione più importante, di poter dialogare con i mercati internazionali. Il mondo sta cambiando, si aprono nuovi mercati e nuovi consumatori si avvicinano ai prodotti italiani. Stanno entrando ad esempio alcuni prodotti tipicamente europei, parliamo dei formaggi, in mercati asiatici che fino a qualche anno fa ad esempio il formaggio era sconosciuto, quindi c'è anche una diversa richiesta di proteine animali, di proteine appunto diverse, quindi il mercato si sta allargando, l'importante è essere in grado di poter cogliere queste positività. È necessario imparare dai settori più forti come il vitivinicolo, che grazie ad un'azione di modernizzazione e valorizzazione del prodotto continua negli anni, oggi movimenta un valore di 1 miliardo e 600 mila euro. Per questo c'è grande attenzione per la prossima vendemmia. Questa volta è un po' anticipata, però riteniamo che sia un comparto ancora forte. Ci sono due prodotti che stanno ovviamente tirando più di tutti quanti gli altri, che sono il Prosecco e il Pinot Grigio, però ritengo che nella negatività degli altri, di qualche rosso, diciamo, si debba affrontare con determinazione. Ci sono sicuramente i Valpolicella che sono ottimi prodotti a livello internazionale, ma anche gli internazionali, diciamo i Merlot, i Cabernet, che oggi non hanno un grosso mercato, devono essere aiutati. Dobbiamo diversificare la produzione, quindi il vitivinicolo è forte, però dobbiamo anche pensare a chi rimane indietro. Chi sembra non avere paura dell'innovazione sono le nuove generazioni che, grazie ai contributi europei che fino al 2020 favoriranno l'ingresso dei giovani in agricoltura, si stanno facendo largo nel mercato. Il dato positivo è che questi giovani faranno e stanno già facendo qualcosa di diverso dei loro genitori. Abbiamo visto da un'indagine ad esempio diretta che le aziende sono più grandi, più specializzate, sono molto più attente al consumatore, sono molto più attenti ai servizi dell'agricoltura. Queste sono le linee da seguire, i nuovi percorsi, oltre ovviamente ad un percorso di innovazione, di trasformazione da parte del mondo agricolo e di contatto diretto con il consumatore. Insomma, non mancano spazi di miglioramento sul mercato interno come su quello estero. La Regione Veneto sta completando anche il nuovo piano di sviluppo rurale che è appena stato licenziato dalla Giunta regionale. Nel frattempo sono comunque già operativi i contributi che derivano dalla nuova PAC. L'accesso ai fondi è stato semplificato per rendere un po' più facile per le aziende la gestione delle pratiche.